E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi e fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far finché si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Se sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che voglia. Parenti alla nonna la polenta brustolada e col nonno le via su ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrón se sentia sotto voce che preghe con devozione ringraziando la salute e la famiglia fortunata e qual italiano che non l'ha passata stretta sempre de pie par terra, de no rosar capoeira, o sapar sotto il vignal. Vengo criassimo un cavallo, e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parenti alla nonna la polenta brustolata e col nonno le via su ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrón se sentia sotto voce che il preghe con devozione ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada e na volta de arar del giaronetto de arriva sbaia e viene il cane viva e davanti un coniglio lo svira con l'occhio dritto che go in piomba una sassata go in pianta via una magnata con polenta e toccio fisso come le vea la mattina preghi al Signor Madonna Santi così sia del fogone a lei la salera che voglia parenti alla nonna la polenta brustolada e col nonno le via su ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrón se sentia sotto voce che preghe con devozione ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa lì a vero. Casa di amorosa, adri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedale, dottor Paolo tira il mal, ma da se fora de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che voglia, parenti alla nonna la polenta brustolada e col nonno le via su ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrón se sentia sotto voce che preghe con devozione ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Seu la prima volta in casa di amorosa Maria Santa quanta vergogna. Bisogna tenere conto di sé ai nostri migranti in tola che n'era tanti tante volte pan e bagna chi spara a gatta magna proverbio de sparagnoni
del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E por non leve su, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. É minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite!
quanto tempo che non si balla più la valsa! Ah! Buonasera a tutti quanti! Non siamo di arrivare col nostro filo italiano di tutti i martedì sera di più di un anno e di Carlo Catelli Marostica della nostra cantina Serafina Correa Serra Gauscia Rio Grande lo Sulce o Rio Grande ciò come che voleva altri. Lei è un piacere, lei è una allegrezza, lei è un orgoglio tanto grande arrivare a casa vostra del vostro telefonino, del computer o se no del vostro televisore. Ecco, della televisione, cosita. Ecco, è un piacere proprio da arrivare col nostro italiano. La nostra vera e madre lingua è l'italiano. Quanto voler che ben, quanto di gusto se parla, quanti estri che se fa, no altri italiani, spagliafatusi, parla alto, fa estri, par fin che due italiani si è di riubrigare e soldi di scorrere entrate loro. Magari e te fa un discorso che mai, perché l'italiano viene del fondo, viene del cuore, viene del sangue. E il nostro italiano le deve crescere tanto, ma proprio tanto. La passione e l'amore dell'italiano ha sostituito la vergogna. Sì, e ha paura di parlare italiano. Di là degli anni, dopo la seconda guerra, ecco, che sta proibito da parlarlo. E tutti i dialetti, non solo il nostro italiano, come altre etnie, altre razze, non si poteva più parlare, non si poteva più comunicarsi. E i nostri nonni, i nostri vecchiotti, i nostri pare, i nostri bisnuni, e i propri migranti che ancora erano vivi, gli ha sentito te la pelle, te il sangue, te il cuore. Questo estro che gli ha perso tanto. È andato in drio, quanto manco gente, il papà e la mamma scondea. O i parli a entrare loro sul per i fioi non capire, e guai divitos a te parlare italiano, la mamma, falle in portoghese. La diceva ben cosita. Non quero ouvir ninguém falando italiano. Ben cosita. Ecco, o in dialetto o in italiano. Noi volea, l'ora là, i fioi, i ha perso. Ma è tanto, sta a smentegare parole. Abbiamo perso una muccia per questo. Ma dopo il tempo che passà, siamo venuti fuori, tornai gente, andati dentro nella della civilizzazione, ecco, della cibernetica, della tecnologia, della internet, di questo e quel, e siamo tirati fuori anche noi altri. Quel contadino là impiantato in una casetta umilde, sempio, poveretto, piccinino, con paura di andare fuori di casa, torna grande. Se non le sta lui, se sta i fioi o i nipoti. E in cui questi contadini, o questi impresari, o questa gente, i nostri italiani, senza desmeritare neanche un'altra razza, no, per l'amor di Dio, perché se stanca una miscigenazione di razze, che siamo tornati forti, siamo sviluppati, abbiamo cresciuto, e in cui facciamo parte del progresso di questo Brasile. Siamo di più di 30.000 discendenti, ecco, di italiani in tel Brasile. Se crede che di più di 3 milioni di persone capisce l'italiano, di più di 1 milione di persone parla l'italiano, e dentro di pochi giorni avremo la grafia dell'italiano e l'insegnamento della lingua della sua maniera netta, scetta e giusta come voleva altri. Valti che si casa che gavi caro da imparare, non imparare per niente. Ecco, noi altri andiamo a insegnarvi a parlare italiano. E quelli che non capisce, o che ha parole da smentegare, dobbiamo menzionarle, le sentire ancora, portarle in mente per portarle avanti, insegnare i piccinini, insegnare i fioi, questo che è importante. I cei, bisogna che i fioi porti avanti la nostra cultura per via della lingua, non solo il mangiare, non solo il cantare, ma tutte le tradizioni, tenerle insieme con la nostra lingua. E noi altri stasera che avremo il gruppo Nani, che siete Pinto Bandera, qua a Serra Gauscia del Rio Grande do Sul, che avremo sciacole con una muccia da gente, andiamo a parlare sopra roba del riscaldo, le pese, come che si doparea le robe una volta. Vi penseo? Quanto sparagnar, quanto taconare e retaconare robe, E il guardaroba che c'era una stanga del canton così con le robe piantate in cima, vi penseo? Altri pivecci, una muda per andare di festa, per andare via, e una muda per andare in colonia o due,
le mude de roba passai de fiol per un altro fiol più giovane, per un altro così, quando scampea di un passia per quell'altro, perché i fioi era una scaletta. Tutto questo andiamo a parlare stasera, va bene? In nome de Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, Migi Plus, rasson per le bestie bovine, per le bieche, per le piegore, per i porchi, per i polastri, Migi Plus. Che nome è? Rasson di altissima qualità che fa rendere bestie salutar e belle che vuol mangiare rasson da Migi Plus. Baspan, botta super leve Baspan, il meglio stival che capesta in tel Brasil. Guarda che cosa più bella, da andare a messa con palo di stivai così, Rede de Postos Buffon, Struconasso, a Roselio e a tutti, a Jair, a Lauro, a Loreno, tutti i suoi collaboratori, a Rede de Postos Buffon, 3 a Serafina, 90 a Rio Grande do Sul, fora quei di Santa Catarina, abastece il tuo auto, va su lavori e prodotti di questo patrocinador, Rede de Postos Buffon, proprio così, Paludo, la rede de loja Paludo tel mese delle mamme, promoção do Dia das Mães continua na Paludo com a compra de uma blusa de lã de R$ 99,99, leve uma sapatilha da moleca de R$ 29,99. A cada R$ 150 em compras concorra a uma bolsa da Rafiti, isso mesmo, Rafiti, o nome é Rafiti próprio, o presente ideal para os namorados agora em junho, está nas lojas Paludo. Giusto, un struconasso a famiglia Paludo, nostri parcerassi. Dopo andiamo a vedere meglio, solo questo. Abbiamo anche la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Non possiamo vivere senza vodka Raisca. Polivalente, l'elando è che te cati anche la vodka Raisca. Il supermercato di Santa Rosa ha il concetto di essere il mercato della famiglia. A Santa Rosa, a Bibiano e tutti loro là, a tutti i suoi collaboratori. Abbiamo anche di parlare di Appian Alimentos, la son parcan, gatti e pesci di altissima qualità e alta conversione. Bravecto, tratta, previne e controlla puldi e carapati per de più di 90 giorni, è l'unico del mercato. Questo prodotto qua toccati in telecliniche, pet shop, case del ramo agropecuarie e de là avanti. Modello penai de Bento Gonçalves da famiglia Cecon, Struconasso, Bridgestone, Firestone, fora de strada, agricole, qualche bitola, qualche grandezza, grandi, larghi, lunghi, stretti, ma tutti tondi, Va bene, modello penai de Bento Gonçalves, 3455 mesa 500, e negri. Tondi e negri, proprio così ti dico che ride qua, no? Moveca Decor, oh là, la gente che viene a suonare qua stasera, Isè della terra da Simone, Ah sì, mia vera che sei cosita, proprio, a Luciano, Struconasso, a Moveca Decor, mobilia e decoração para casa é movecadecor.com.br. Va bene? Struconasso a Luciano, alla Simone e tutta la equipe da Moveca Decor. Ma per verso il nostro filò de stasera, los verzemo con sonade. Andiamo una sonadetta bella, vai! Il massolin di fiori che viene dalla montagna, il massolin di fiori che viene dalla montagna, il massolin di fiori che viene dalla montagna, guarda me che non si bagna, che non voglio regalare, non voglio regalare perché le ho un bel mazzetto, non voglio regalare perché le ho un bel mazzetto, non voglio regalare perché le ho un bel mazzetto, voglio un do il mio muretto stasera quando viene, quando viene, quando viene, quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera, stasera quando viene sarà una brutta sera, stasera quando viene sarà una brutta sera, perché il sabato di sera non è venuto a me, da me, non è venuto a me, prenda della rosina, non è venuto a me, prenda della rosina, non è venuto a me, prenda della rosina, perché mi son poverina. Mi fa piangere e sospirare, sospirare, spirare, spirare.
fa piangere e sospirare sul letto della mente, fa piangere e sospirare sul letto della mente, fa piangere e sospirare sul letto della mente. Cosa mai dire alla gente, cosa mai dire di me, di me, di me, di me, di me non può dire niente, sempre stata una brava tosa, di me non può dire niente, sempre stata una brava tosa, di me non può dire niente, sempre stata una brava tosa, se nessuno mi vuol pescosa e mi dà la libertà, 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 libertà. Che spettacolo, che meraviglia! Buonasera! 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 Adesso sì, adesso devo andare intesi. E allora, siamo contenti di essere qua? Un'allegria grande proprio. Pensavano altri loro, così sì. E una sera quasi fredda qua, in te a Serra Gauscia, che piovesse un coi. Mi credo che l'inverno le deve venire un poco avanti sto anno qua, ma futto che femo che. Parliamo con i suonatori, Gavio caro di sapere, ma se chi, Gali Beck scrive solo sì, ma se chi suonatori là, vero Mario? Sì, allora buonasera a Valtteri che si deve arrivare adesso, comparti lì e scomparti passi avanti. C'è a me, guarda che se suonatori buoni là stasera di spaccare fuori tutto là, quei là. Marzio, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, per un piacere, grande una sera giusta, una sera d'inverno, di cioccolare, di tirarsi di un fogone, beve il vino, e mangiare i pignoi e prestigiamo in altri del filo virtuale qua, che è la maniera che noi abbiamo di conseguire arrivare della casa di cada uno e cada una e spagliare il nostro dialetto, la nostra cultura italiana. Vincio, ho fatto un discorso, cioè, sono un politico. La trena. Bravo, così sì. E il nonno Gigio, l'orisè del cognome Girardi, vero? No. Girelli. Goditomi Girelli. Abbiamo capito che avanti, godito Girelli. Girelli. No. Girelli. E allora, come stiu vu? Mi sta anche benetin, mais o meno, né? Sì, mais o meno a cassaria bom. Sì, mais o meno mais è o buon. meno le bon. Mais o meno è buon, sì, ecco. Sì. Proprio. Ma anche che abbiamo un po' di strada fatta, beh. Sì, mais o meno ecco. Quanti anni vu? Mi arie 67. 60? Sei giovane. Signor Ma come è bella poca di polenta ormai. Sono sicuro che sì. E ancora che in maniera. A Garie fede. Contemme un pochettino, avevo strussia in vita o no? Tanto. Per l'amor di Dio, se lei per contare tutto quel che abbiamo passato. Che non metto neanche perché che volevo 8 giorni. No, che abbiamo passato rado proprio. Immagina che abbiamo cominciato proprio con zero, non è con niente. Ne. E in cui abbiamo mia tanto, ma ha dato per cavarsi fuori un pochettino. Panza piena. Da per pienare la panza ancora. Caffè dolce. Sì, è vero. E che tempi che voi eri CEO, a vostra casa e il sucro era sparagnà? Quando che era sì se lo sparagnera. Era mia sempre. Buona. Stasera sentiamo, E diceva cosita, non adianta sparagnare a bagna, andar torla col piron quando che ne mi apì. No, è vera, se non ti sparagni che ne. Ecco, bisogna sparagnare quando la latta è piena, mia vera. È vera proprio. Ecco. Sì. Vi pensate di qualche situazione complicata che vi passa? Che ne sta passando mezzo diverse tante, sì. Perché abbiamo cominciato, per dire la verità, i più puaretti della regione. La pura verità, sì, proprio gli ultimi stasera. Sì. E abbiamo passato rado, patì diverse volte fame. Vera. O poco quel che era, spartire in tanti, sì. Passava ben tante difficoltà. Ben stretta, per l'amor di Dio. Abbondanza non che ne aveva nessuno, vero? No, nessuno. Era famiglia grande? No, c'era 4 fradei. Se c'era in 4. E il papà e la mamma? C'era il pai e la mamma. Ma con forza, con coraggio, lavoro. Abbiamo lottato. Anche me l'ho maritato poi. Ahí, con niente propria. Ahí che abbiamo cominciato, dopo che è morto mio padre subito. Ahí siamo ciapati di pedo ancora.
Ahí mi gatto qua a comprarsi un tocco di terra, per l'amore di Dio. Là si mi tocca mangiare radici con uovi e polenta. Mesturare far su tipo un bifo. Sì. Era il nostro mangiare. Col sesto andare per la colonia a catarli su. Pura verità. Idea La mia donna nell'adio che la mi ascolta la Ivete. E le proprio vere. Ivete, te che è passata stretta anche di, ma te che ha fatto lavorare tanto. Non corre neanche a rispondere, mi so che sì. Sì, no, la lavora tanto. Le donne non corre neanche a domandare che andesse a lavorare, vero? Le laurea, le sentia che... è stato un braccio dritto proprio. Oh, che buon, vero? Sì. Questo è importante, Le donne laurea come gli uomini. Stesso. Buon anche il dito in culo, mi compagna come... No, una volta laurea come gli uomini, e in cui laura come gli uomini e come donne. Come donne. Va Ma è bene, vera. ma è importante essere qua, sani e salvi, vero? Sì. Ecco. Che ben sesto, Sì, siamo vincitori, tutti noi altri. Imbora che ultimamente qua abbiamo sofferto una tragedia messa grandetta, ma ancora siamo drio portarsi fuori. Mi ha dato un incendio lì. Opa, sì, è casa vostra? Casa. Sì. Ma i due fioi se mia deve stare insieme? Sì, questo qua, Pivecchio insieme a me. Sì. E te che è la parona? Sì. Manda che un saluto a ella. Saluto Eliane, E fioi? a Diane e Samuel, un strucconasso a tutti. Samuca, ti vira io, E questo qua allora ho appena de banda di casa, una casa incostata. Sì. Maridanca, ti Diego? Sì, Maridanca. Sì. Ecco. Ho una tosatina piccolina. Che nome che? Deborah. A Deborah, e a sto femmina se? Marisa. Marisa che? E la lena polacca? Ah sì, Dietro lì. I fioi italiani con polacchi è un taldo brutta razza, ta? Allora sei la brutta razza, perché la... Gigio, sangue forte, vero? Ma Gino, se no. Sangue forte, e a vostra parona cognome? Lovat. Lovat. L'era di Antonio Prado. Opa, e a tua? Marchetto. Marchetto. Brai, cosita sì. Giusto. Ma Diego, dite che è l'ultimo da famiglia? No, con un'altra natosa. Natosa. Ma Diego che passa poco, strussi che lavori lì, neanche a te, vero Marzio? La vita un poco meglio, vero? Sì. Mostre che manco. Ah no, ma lavorare fa parte. Diante anche per dire che lavorare è salute. Sì, grazie a Dio. Gavio, fu che Gavi, che a età che Gavi lì, Gavio sentì dire ancora che una persona è morta di tanto lavorare? No, e mi dico sempre anche. Neanche a me? Che lavorare non si muore mia. Se viene storti, quella sì. Fermo la goba, ma Tu vai a goba, me di storti, finistra, sinai. Adesso morirà. No. È vero. Ecco così. Adesso andiamo banda Tumelero. Fala, rapaz! Velho, Siamo vai. qua per la prima volta, né? Sta buon così, sono ben così. Josiel! Sì, qualche cosa dico che vuoi in banda, né? Avevamo Gigio e Tony questa sera. Gigio e Tony. So che qua in mega mettesto qua attacca il fogone e Sì, qua no. il brucia la schiena, figlio di Dio. Che il culche che ciappa fuoco. E l'Orise del gruppo Nani. Questo Gruppo Nani di Pinto Bandera. Va ti fe filo anche feste, anime feste, cose così. Sì, nati siamo Ghenè che pertence Pinto Bandera del gruppo e Sì. Ghenè che pertence Faropiglia. Ah, va sede a linea? Farupiglia. Che linea sei là? Giacinto. Linea Giacinto. Linea Giacinto da rente a linea Gerse là lì in Agence. Ah, Secondo distretto di Faropiglia, opa, Sì. dai. E allora nati animiamo, non te dico se anima de velorie perché fica feio, né? Resta brutto. Sì. Resta brutto per il morto. E allora anniversari, per esempio, che feste, per esempio, che Faropiglia fa appena Chivi, fa Bento Consalvi, che fa una volta fa la festa do vinho, né? Sì. Isto, e feste così, isto, anniversari come guida prima, né? E sorprese, si fa anche sorprese, a volte che neanche vuol fare, diciamo, una sorpresa che fa gli anni, né? Ma col nonno con 85-90 anni, Opa! che vuol fargli una sorpresa. O se no a casa bodas de oro, casamenti così, no? Tutti che lavori lì. Bravi, Sì, sto. così. E allora noi facciamo diverse presentazioni, né quella di Ciocca Iovi, non so se te la sai come che la sei. No. Ma mai sentita? Vediamo, come che torna seria? su. Sì, mette su il cappello. Ah, sì. Come che l'è? Pure cantare un pochettino. La Sulla città, visto? La Gaipegnala Ciocca Iovi. Visto? Ah, sì. Quella lì, Sì. allora se mette su una veste alla persona, scolida, Ora né? ti fai un teatro. Isto, Un'insenazione. Isto, Bravi. e quattro passi, se balla, che è una Oppa. musica italiana da anticamente.
il giugo della mora. Ciao, ma coltivati qua, stasera andiamo a fare il giugo di amore cantata. Isto, che è la tavola retaula per chi che la conosce. Ah. Isto, un bel giugo quello, Non sti perdere stasera, eh? Ecco. Facciamo ballare la gente a 40. Sì, va bene, Sì, va con la bene, musica. va bene. Isto. Ecco, così allora. Isto, che neanche il danza d'orabo, per esempio. Danza d'orabo, loro le una musica... In cui che non mucha de danza d'orabo. No. È il ballo di acqua. Chiama l'acqua. No, ma guarda che mali siamo, le così. Sì. La danza d'orabo, Marostica, funziona dalla seguente forma. I ciapa un giornale, in torcia. In torcia, giornale? ma sì. Asami che parlo, no? Sì. In torcia giornale mette qua dentro la cintura. Sì, fa tipo una cua. Isto, tipo una cosa. Ah, E tutti quanti, se che 10 persone, tutti questa danza da... Tutti qua piccata dentro. E allora suona una musica, una marcettina, né? Sì. Tutti là che balla. Eh. E un robarsi a qua a De che l'altro. Che resta l'ultimo, che resta qua per ultimo, e che ha guadagnato tutti. Allora cada un che può passare avanti a tu qua, ti che dai una culata in qua e una in là. De preferenza mia sabe passare. Ma anda a qua. Da qua, Certo. proprio così, va bene. Ma parla di te. Nani fa che? Nani no. Tony... Tony Tumelero. Tumelero. Fatto che invita te. Antonio Tumelero. Mi sono agricoltore, lavoro con vigne. Opa. Sto lavoro con vigne con tanto orgoglio, né? Sì. Pratiere, che si lavora con vigne, né? E ho una famiglia di un tosato di 20 anni e una tosetta di 14. Opa. Inclusive mia femmina Rosane Busetti Tumelero. Ah. E la Suelen Cristina Tumelero. L'ha fatto gli anni giri. Opa! Bravo, strugonasso! Parabéns alla Rosane, alla Suelen, che la radio che mi guarda con certeza. E William al fallo adesso il 27 di aprile. Infatti, che dico, il 27 di aprile, né? Ecco. E allora mi vivo là nella colonia insieme a mia famiglia, con un altro fratello, Maridà, con la Maria, e una tosa che non mi suele, Agostinho, che è mio fratello, Agostinho Tumelero, e che ne due solteri. Opa! Sta insieme loro, Dorvalino Tumelero e Danilo Tumelero. Loro si fa compagnia. Valtri sì che si furbi, eh? Sì. Allora avanti Marostica. Siamo ad mega. Sì. Ben ciappaia. Ma allora devo dire che Nante che mi no allora. Mi sono il contrario, lo devo dire. No, altri qua tutti maridai, Siamo devo fare un scherzo. Va bene. È la sorella Salette Regina Tumelero casata con De Toni. Ecco. E 4 fratelli Nanti lo avremo tutti insieme. Opa! Sì. Piveccio il 65 anni, il Pidove una 57. Allora, è il D che da manco brighe da 4. 4. 4 baruffe. Sta 8 di senza guardarsi in faccia. Ma dopo vai in boa. È infame. Sotto la pianta, anche che è una pianta da banda a casa mi fa lì da mare, dove stanno i 2 fratelli. Là è il posto di ligare il mulle. La pianta del quando riunione. resta così. Vai liga il mulle via, te fignala via. Dopo torna in drio. Allora passa, no? Allora uno porchi che l'altro bestemmia, un cammina torna a casa, che l'altro torna a pianta. Ma dopo si capisce nel finale. Va bene, va bene. E fatti Lauri con che? Con vigne anche e perseghi. Persegari. Anche persegari. Là, visto? Ah. Gli mandiamo un saluto a Ferrari. Ah, da ieri il prefetto del Pinto Bandera. Il sindaco del Pinto Bandera. Questo l'era perverso anche a lui in coi, ma con il pandemia non che mi ha dato. Ecco. Ma almeno sì, sentisi, ha preso, com'è che dico, sentisi elogiato, né? Sì, un struconasso a lui, tutto bravo. Pinto Bandera, E a tutti da pinta. Questo farupiglia anche, né? Proprio così. Ma ti sai che Ma no? di a pinta che era là, dar sì l'usato, che le va di fare un anno che l'è morto, mi è vero? Isto. Proprio così. Isto. Rogerio Cecchin, conosceu là? Cecchin, sì. Eh. Il fiol de, bon, non mi chiesto, pare? Mi ricordavo di Cecchin. Sono pare di Rogerio, proprio quella. Maraviglia. Quella, pronto. Quella proprio. Femo un'altra. Marzio, tirati là. Vai là. Sulle scale dell'ufficio sono 124, Bonicella vieni basso, Bonicella vieni basso. Sulle scale dell'ufficio sono 124, Bonicella vieni basso a fare l'amore, io sì, con la bella Bonicella, con la stella di rosa e fiori. Ciao Ninetta la re, ciao Ninetta la re.
sì sì, con la bella bonicella, con la cestella di rosa in fior. Ciao Ninetta la rila e la, ciao Ninetta la rila e la. Io sì sì, con la bella bonicella, con la cestella di rosa in fior. Ciao Ninetta la rila e la, ciao Ninetta la rila e la. Non lavora abbastanza, al tempo che mi avanza lo tengo per fare l'amore. Io sì sì, con la bella bonicella, con la cestella di rosa in fior. Ciao Ninetta la rila e la, ciao Ninetta la rila e la. Io sì sì, con la bella bonicella, con la cestella di rosa in fior. Ciao Ninetta la rila e la, ciao Ninetta la rila e la. Che spettacolo, che meraviglia! Dell'uffizio sono 123. Conforme quanto che ti bevi deve sue scalini. Capito? Sì. 124 è un che è sincero 100%, non altri quando da Pia. Siamo 123. Buonasera Mario! Buonasera Marostica! Buonasera, Buonasera Marostica, buonasera a ecco, tutti, buonasera. Trevisan, fenomeno, cramenti, così sì. Stasera siamo di spaccare fuori tutto, Neanche scommissia ancora. Neanche scommissia ancora. Come zia il pai, l'endrio il bel. L'endrio il bello o il pedo l'endrio? Che avevo da mangiare stasera? Oppa! Dai ti! Femo una pasta suta. Pasta suta. carbonara. A No, carbonara. aspetta. Mi non capisco carbona in cosina. Neanche a me. incarbonata. Ah, carbonara. tata. Ah, sì. Ma proprio. carbonara vi mette carbon? Sì? Può essere, vero? Sarebbe incarbonata. Allora. Latte supermercato polivalente a Santa Rosa a carbon bianco. E allora, a venda. ma Guardi che se di non Santa vuole Rosa, se sporcarla vuole- soraschiera. non fa fumasa, capito? Non fa fumana, Non sporca sporca soraschiera. via. Lei è un carbon speciale, ma tocca c'ha per lo comprarlo fuoco. con Bibiano, solo lui che vende. Solo lui, esclusività. Esclusività, vadi l'ascolta, il Bibiano lo dove? Perché? Perché lui Lui vende vuole il carbon carbon bianco. bianco. Carbon bianco. Allora, supermercato polivalente, mercato da famiglia di Santa Rosa. E anche un saluto a quei de vento da Modello Penei. Modello Penei. Che la Ghese Penei. Bianchi. No, negri. No. La spanga si vai bianco. Carbon bianco. Perché penai bianchi? Perché penei bianchi? Marino, ascolta qua. Sì. C'è sta fatta una pesquisa. Sì. No, non se mi è stato amico, sapesto, Sì. che gli uomini di 40-80 anni, gli uomini lì in mezzo, se ci abbiamo tutti in altri Tutti qua, Sì, scappa pochi. sta fatta una pesquisa di dire così, ascolta bene, rispondi, te scogli, passare un finale di settimana te un chalet con la tua donna, Sì. tutto per niente, o darti un brodo con gli amici. E allora ascolta bene, pro addovina Marino, 66% di gas con questo? Il chalet. No, è il sicuro. brodo con gallina e 34 il brodo con carne di vacca. E una nessuno non la Tutti dai al brodo. Oh, No. tutti noi dormimmo fuori di casa stasera. sicuramente. Sì. Ma Dormiamo qua. Infatti che sei qua. Siamo qua. Ma allora tutto a posto, tutto sì, pulito? allora ammassa col carbone. Ma è lo macaroni o bigui?
Macaroni. Bigoli, Zé. Ah, Zé Bigoli. Dice che era massa che ha detto, ma è massa, macaron. Eu fui lá, não era massa. Macaroni te l'ho detto. Ma che sei tagliatelle. Mi son più devoto de tagliatelle. Mi. macaroni. E ti? Macaroni também. Bem, ecco, allora, anche qua a perché casa se- mia mangiai quel che setta, se quel che quel che sapeva. sapeva. Ma Sì, ora bravo ascolta che il nonno, e il nonno il passa via e che guarda la nonna là c'è un canton, che parte vedela, che parte non vedela. Quando e, chiunque vede poco si arriva. serio, e fa così qui. Questo è verde. E allora che dice, con la bengaletta così, va avanti. Vecchia? Passetti curti. Vecchia? Che? Si tu devi giusta? No. Si tu devi far dressa? No. Si tu devi filar? No. Si tu devi taconar? No. Ma allora cavado io c'hai sparagnoli, no? No, ma I nostri italiani, il nonno Gigio sa quanto sparagnar, signor. Dopo andremo a parlarne. Se tirare il fiato sarebbe sparagnarsi tutti morti. Sì. no. Dopo andiamo a parlare sobre sparagnar le robe, che stasera andiamo a parlare Sì, solo delle robe. Sì, Quanto proprio. sparagnar le robe, Tusi. Sparagnar le robe, proprio così. Ecco, ma Bem, dopo? mandargli un saluto alla equipe da Moveca Decor, mais comodidade, conforto, tranquilidade e confiança nas compras realizadas pela internet, através da loja virtual. Moveca Decor, onde são comercializados móveis, decorações de bom gosto, com muita qualidade, que resultam na satisfação do cliente e do seu arquiteto ou arquiteta, que planeja, né? Deixa tudo prontinho para sua casa, para sua sala, para o seu quarto, dormitório, coisa assim. Ecco, um saluto a Luciano da Rosa, alla Simone Tonini, e a tutta la equipe da Moveca Decor. Devo vedere il video? Vai lá. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Valeu! Me gosta questo, Josiel, che mi ha contato che ha visto te rete sociali? Sì. Che la Renata Fan, la fa e sua refeição ela sola, la gavaria caro de que um denantri, ma l'ha detto gostaria daquele mais gordinho lá, para fazer as refeições com ela lá. E va proprio. Te mi dico, no, ascolta, il more avanti in No, Renata, neanche se le per lavarti la louça. Basta. Non mi contento lavarti la louça. A lavarti la louça. Ecco. Bem, ma poi devo parlare solo le robe di una volta. Robe di riscado, volta o mundo e tante bombazina, bombazo, banglon. Allora, con la forza della rede de lojas Paludo. Sì. Ecco, devo ascoltare la Graciela, che è gerente das lojas Paludo qua di Serafina, che viene a parlare solo le promozioni che continua del giorno delle mamme tutto il mese di maio. Vai lá, Graciela. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graci, sou gestora da Paludo aqui de Serafina. Gostaria, em nome de todas as lojas Paludo, deixar aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que vieram aqui comprar o presentinho da sua mamãe. Lembrando também que a Paludo vai seguir esse mês de maio com a promoção do kit da mamãe. Na compra de um modal, você leva a sapatilha da moleca por R$ 29,99. Lembrando também, pessoal, que a Paludo trabalha com mais de 200 marcas. Temos o setor infantil, o setor de ofertas, o masculino, o esportivo e o feminino. Então venham dar uma conferida nos nossos lançamentos, nas nossas promoções. Fica aqui o meu agradecimento, Edgar, pelo espaço e um estroconaço a tutti. Un struconasso a tutta la famiglia
das lojas Paludo, que não é só a família Bisinella Paludo, mas sim todos os que fazem parte da rede de lojas, todos os colaboradores. Buonasera Marco Marsaro. Buonasera Marostica, buonasera Nosso- il congiunto Nani, cioè il gruppo Nani stasera qua Bravo, di animarmi. bravo. E a Valtteri, buonasera a tutti. Modelito? Belle... Tá bonito, hein, Marco? Ah sì, come testo la cinta stasera. La cintura? La cintura, guarda. Uhum. Tasi Manco, Sì. Massetto Tony Tumelero. Sì, Tony. Il ga saíste de casa depressa e ga passava a cintura, che torce a cintura sbagliata. Ma sta mia a parlare che niente. No, che parliamo nessuno, Ga tolto su Sono cintura entrenati. sbagliata. Fino a cintura le bianche. Tutto bianco qua. Getto visto, Tony, a turma qua in Gerento mostrare. Guarda qua. Chiediamo una voltina. che Sì, non è dà un giro aí. Ma chi guarda a cintura, no? No, ma tu sta bonitão. Guarda lì. Guarda qua. Guarda onde che arriva a cintura. Raga, una voltata e meta, Marostica. Guarda qua, Vito. Che roba. Ma fai un gruppo qua davanti. Sì. Bravo. Stasera spacchiamo fuori tutto, vero Marco? Abbiamo un'audienza grande, tanta gente. audiência. Ma Nani, Nani no. Si può chiamare Nani. Nani. Tony italiano. Tony Tumelero. Allora ascolta, guarda bene, vai là del gruppo. Ascolti, dend'è Zedrio, vedeme stasera. Sì, parliamo allora da onde si vedeme Carlos Barbosa, ma avanti di parlare da onde si vedeme, la importanza di chi che si casa, che Paul, che ha intenzione di compartilhar. Tanti che Sì, che compartilhar, compartilha aqui que a minha compartilhar. Carlos Barbosa, São Lourenço do Oeste, Casca Gentil, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Espumoso, Concórdia, Ilópolis, Nova Bassano, Farroupilha, Serafina Correa, Fagundes Varela, Primavera do Leste, Videira, Cordilheira Alta, Doutor Ricardo, Água Doce, Pinto Bandeira, Quilombo, aí Dio assiste, Quilombo, Chapecó, Brota, São Paulo, Arujá, São Paulo, Canoa, Sananduva, Santa Teresa, Campo Grande, Antônio Prado, Medianeira, Paraná, Encantado, Rolante, Toledo, São Marcos, Nonoai, 13 de Maio, Santa Catarina, Maringá, Porto Alegre, capital, Salto Veloso, Lajeado, Campinas do Sul, Macieira, isso mesmo, Campo Grande, Caxias do Sul, Água Boa, Nova Erechim, Santa Catarina, Canudos do Vale, Realeza, Paraná, Antagorda, Nova Prata, Natal, Rio Grande do Norte, Camotim, Ceará, ao fim pesquisar, Camotim, Ceará, Belluno della Italia, anche là che ne esiste, Bellunesi nel mondo. Pedras Grandes, Sinop, Mato Grosso e Villa Maria, intanto queste che si dio sistema. Ecco, maravilha, spettacolo, scompartì, passei avanti, giutè, fai la gente saber che noi abbiamo un filò italiano, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e da vivere. Mettesta tutti i martedì sera delle 7:30 fino alle 9:30. Va bene Marco? Ben così. Proprio così. Ma noi non possiamo essere qua se non abbiamo i nostri patrocinatori culturali, quelli che dà forza al nostro filò. Vai là, Josiel!
caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco qua, Pian Alimento, sono per cangati pezzi di altissima qualità e alta conversione da famiglia Pian. Proprio così. Pian con le bocce, così, sì. Avanti. Bene, noi anche che avevamo impromesso a Valtri da parlare solo a roba, capito? La roba che si mette su e che bisogna andare via con la roba, no? E tante volte abbiamo sentito dire che i nostri pivecchiotti, noi nonni, ma quando che se nascesti i nonni o i bisnonni, ancora aveva la cultura o il costume di non doparare le robe sotto. Le sirotole. Gli uomini le sirole, le budande, come che voleva altri, e le donne le braghette. Le braghette, le bragasse, sì. Non so com'è chi ghiaccia mia, infatti, no? Sapevo altri la differenza tra le braghette di una volta e le braghette di ancora? Il tamaño delle La grandezza. Anticamente, per catar fuori culate, tocca perdere fuori braghe. E ancora per catar braghe tocca perdere fuori culate. Ma no, fare un figlio, neanche pinto bandera. No? Per tutti i cantoni le così. Le donne dopara il filet dentale là, no? E che chiama fio dentale, guardati. Pensa la nonna con che la mia nonna, non posso immaginarmi la mia nonna di fio dentale. La mai pila che avrei doparare. Con perde braghette di sti anni, deve fare un 260-270 braghette di ancoi. Ma te sembra Rosica che una volta ti piaceva braghette delle donne? Seccarde a roba, ne? Sugarse. Sugarse ora braghette con 2 grampi, ne? Sì, E con passare del tempo, sempre piccini, meno, sempre meno. Arrivano all'altura, adesso la nostra regione in volta lì, e vede solo i grampi su quel ferro. Clips! Ti appicca via col clips! Calcinha invisível. Col clips! Mas vamos lá. As informações que nós vamos passar agora são extraídas do livro Retratos da Colônia del frate Arlindo Itacir Battistelli. Lui ha fatto libri fantastici, bellissimi. Nostri complimenti al nostro amico prete o frate Arlindo Battistelli, che ha lavorato tanto col frate Ruvilio Costa, che ha lavorato tanto insieme loro, va bene? Os imigrantes italianos, quando vieram para a América, trouxeram consigo seu modo peculiar de vestir, ou seja, todos se vestiam da mesma forma. Os homens andavam com sapatos ou botas, calças, cirolas compridas, camisas de mangas longas e sem gola. Eu me lembro muito bem do meu avô. Ele não arregaçava as mangas, não. Sempre maniche fatte do e la golinha de padre, sabe? Falavam golinha de padre, golinha bem estreitinha, bem assim. Colete, gilet. Colete é gilet, Sì, gilet. Ecco, gilet. Casaco e o onipresente, não podia faltar o chapéu. Não podia. Na roça de chapéu,
saía de casa outro chapéu. O Sì. chapéu de trabalho e o chapéu de festa. De festa era tipo il tuo, così negro, Ecco, con la così. pennetta. Sì, con la del pennetta del papagaio. papagaio. Pennetta del Proprio papagaio. così. La penna alta, né? Sì. Io mi ricordo bene. Una pennettina quasi a banda, No, sì. quel sa- No, quella da penna alta Gli degli alpini. gli alpini. Capelli alpini quelli. Sì, E sì. i nostri italiani qua dopo una pennettina del papagaio qua da banda, Mhm. sì. Proprio così. Bene, allora, e il capello. Guai Dio il capello. Non poteva mancare mai il capello. As mulheres usavam 7 peças. 7 peças. Vestidos de linho longos até os pés, ma longhi. Sì. Proprio così. E algumas raras peças de seda. Havia, entre os imigrantes, uma formação social religiosa rígida, que era um costume. Guai Dio veder le gambe delle Della donne. donna. E dopo che cominciai a scurtar, allora scurtar, e devo passare su da testa ormai, no? Va bene, era così. braghi fio io adesso. Adesso è così. Bom, por causa do atentado ao pudor, era considerado pecado feio. As mulheres com pouca roupa, principalmente para as mulheres então, ok? Sì. Ecco. Un'altra cosa, ghetto visto toppare de bermude? No. Ghetto visto toppare de bermude? Ma neanche da qua che guida non l'ho visto. Scusate. No. Mi ho solo visto il nonno e la nonna una volta che andai farsi le robe per mettere sotto. L'ho visto. I gas a porta aperta, l'ho visto il nonno e la nonna. Sacchi di zucchero. Sacchi di farina. Sacchi di farina, né? Sì. Dopo farina, vi conto la storia. Lunghi allora, gli affari. Proprio così. Va bene? Por isso, andavam sempre com o corpo bem coberto. Todos, tanto homens como mulheres. Contudo, havia outro motivo das mulheres andarem agasalhadas. Na Itália, como em quase toda a Europa, fazia frio intenso, principalmente no inverno. Por isso, elas tinham que cobrir bem o corpo para agasalhar. Justo? As mulheres demoraram algumas décadas para se acostumarem, e se darem conta de que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Sim. aqui, quando vieram os imigrantes, a temperatura era amena, né? Sim. É diferente do que da Itália, que não precisavam usar tanta roupa e tão comprida assim, né? Mas os imigrantes que vieram da Europa não aceitavam essas modificações. Então, muitas eram cobradas dos próprios maridos, as crianças dos pais, né? É bruto sem deve. Immagina andare davanti il prete, non poteva. Anche le donne una volta dopo mia che avevi curti come un coi, Sì. ma guai Dio che avevi curti come un uomo. No, mai più non te vedevi mestiere così, tá vero? Ecco, e quem começou a inovar a moda, como veremos, foram, como vivemos, né? Foram as gerações. As gerações que foram mudando. Isso. Un'altra cosa importante che mi devo dimenticare, adesso mi ho fatto venire na mente, gli uomini do Parea tanto fazzoletto, mas não era o lenço do mesmo nó do gaúcho. Não, essa tradição do lenço do italiano veio consigo quando vieram para o Brasil. Não era um lenço de traje gaúcho, maragato, chimango. Não tinha nada a ver com isso. Foi uma casualidade, né? Muito importante saber essas curiosidades aí. Um grande struconasso al frate Arlindo Battistelli, che assunto dei libri. Tanto sabemos para convivência, mas tanto dei libri. Imparemos tanto, vero? Sì. Coi libri. Tanto che Marostica, se deve analizzare le donne, mettiamo sulle donne di anticamente e quelle di incoi. Le donne di anticamente era bronzeate che le mani, un pochettino al collo e i piedi. Il resto era tutto bianco. Sì. Adesso ti vedi una strichettina qua bianca e un'altra riscritta qua bianca e il resto tutto negro. Sì. Cosita. Bem così. No, è proprio, Ascolta, proprio podemos tornare a parlare dopo che è importantissimo questo assunto qua, va bene? La Elsa Ziliotto romano, la Zena Sartora, e lo che è una Sartora? Sumia. La Zena costureira, il Sartor, l'alfaiate, proprio, e i sartori e gli alfaiati, ecco, proprio così. Allora, il giorno 25 sta il giorno del Sartor, da costureira. Ecco. Il giorno 25 di aprile, Marco?
25 di aprile. 25 di aprile. Allora, il nostro ringraziamento a Lojas Paludo che se deroba. Ma andiamo a vedere Marco Marsaro che ha fatto un'intervista con la donna Elsa Ziliotto Romano. Vai là. Poi siamo qua nella casa da Elsa Ziliotto Romano. Ela che è sempre stata costureira in italiano sartora, vou imparar in questa parola bellissima. Ela vai contare un poco sobre a sua vita, di come era una volta essere sartora, come è stato, per un poco anche altri ricordare e sapere sobre la professione di costureira. Né, Elsa? Allora, buonasera allora. Buonasera. A tutti gli ascoltatori. Giusto. Guarda, sono io così che lei, ho cominciato a cosire con 20 anni. 20 anni. Ma avanti di 20 mi era agricoltora, laurea era colonna. Na sesta da Cappella San José, linea decima. Mi pare l'era di star là, Fradei, si era indiese Fradei. E allora mi laureo, allora tante cose, a pensare che non volevo lavorare. Che anche karate che fate. Go arrago, paiamato, go cata su soja, go miglio, go rabaltare a caretta, ne ho fatto tante. Ma infine, e allora ho cominciato a innamorare un toso, non è? Sì, guarda. Ma a volte in drio, è che mia mamma la cusia, perché quella epoca là non era robe pronte come che ne è adesso. E allora in colonia, tocca fare che? Tocca andare con te loge, né? Se veniate da cidade, che era neanche un municipio, che epoca in quel momento, quando che passava il municipio. E se era là la società Estrella che vendeva e a Sony. Erano i due posti che vendeva. E la roba in metro. Allora si comprava pezza delle volte, perché ciò se era in 10 Fradei, claro che non era di cei, come che mi sono di medo, né? Ma allora se comprava mia 2 o 3 metri, poteva comprare tanto, perché toccava fare braghe, toccava fare camisa, toccava fare il coso, e diceva, il mio soutien, era il aspetta che mi penso di me scampare la parola. Dopo semplicemente dico, e braghette, si feia tutto. E mamma la feia tutto. E allora si comprava una pezza di roba del riscado. Riscado? Era riscado. Allora si feia camise, si feia i braghe. Ma i braghe era un brini, diceva che a volte là, era una roba più grossa. Sì. Che il brin di una volta era differente di adesso. De ma quel mia di cui. così da Sì. voi. E allora mia mamma la feia. Ma allora la tagliava fuori, mi tagliava mia, chi tagliava era ella. Ela che Ella che la tagliava. E allora mia mamma diceva, ti così si qua, ma allora se aveva una macchinetta di quelle sei. A man, non era mia quella di pedalare, dopo viene di pedalarmi, dopo viene elettrica anche lei. Ma prima era quella, allora amico mente che si un balconetto andava là e mi cosia personalmente braghe fare così, perché scarsella la feia ella, perché io non sapeva perché. Ma così braghe, camicie, serrar così era facile, né? Sì. Ora mi sapeva, mi piaceva. Te c'ha il gusto di fare. Il gusto là. E se feia, sai quando che si feia che robe là di così? Guarda che una volta si tribuleva. Sì. Era quando pioveva, a sera o il mio dì, avanti in arte a rossa. Avanti di andare a lavorare fuori Claro, o a sera o di piova? Che pioveva a epoca che era manco l'oro te a rossa, che adesso dice che da sul miglio avanti cominciare a piantare. Ora si approfittava, si feia, né? E tutti i compagni in dea roba, tutte... Sì, maioria ho comprato 2 pezzi differenti, no, perché il braghe era un tipo di roba, camisa era un'altra, dopo la pretante mi sono il volta al mondo. Sentiu dire tanto del allora il volta al mondo era fare camicie, perché era più finetto, era più fresco nella rossa. Era meglio, di caldo. Ma è interessante, Lena, cosita. Perché a epoca là era mia braghe, così lunghe, cosita, calza, che dice oggi scalza, né? Giusto. Diceva braghe. Ma lei a donna, come cosita, a moglie, ella non lo portava a mia braghe. Allora che si feia? A mamma feia i vestidini, fin qua franzidi, vedi, con le maneghette fin qua. I vestidini. So che dopo loro per andare a rossa ce lo dava mia, né? Allora che si feia? Si feia i bragot. Bragot. Che lei era un... che adesso mi sia, questo il piede fin qua.
suore del Danoggia si metteva un elastico, tipo sì. così, allora loro i moschetti, proteggere, i pianti, i riscuni, e ti brasa anche. E fia un fin... Fea come una manica che veniva con l'elastico, metteva sotto quell'altra maneghetta che il vestidino che aveva. Ma va come che... Quando si arriva a casa, allora si andava il tanque, lavarsi, allora si caveva i bragotte, i maniche. Sì. Se laveva per andare a mangiare a sera. E dopo allora si venisse a te a città, allora... No, ma dopo loro amica aveva, che radio dite, quando che aveva 20 anni per lì, loro ha amoroso. Sì, e che viene stata a cidade. E mi ho pensato, che data a cidade? Perché non era imprego che ne adesso. Sì, le opportunità. Era che solo che frigorifico ideale. Sì. Neanche a credere l'idea che non era in quell'epoca, mi commenti, ma fin pure di no. E era poco imprego, non era donne che laurea fuori. Sì, tutte case, no? Ria i fiui. Sì. E mi ho pensato, che mi piaceva lavorare tanto. Però si può fare che mi là, a cidade. Guarda com'è che era. Ho pensato, mi sento. E allora ho ciappato, sono andata a imparare a cosire. Aveva 20 anni. Era una professora dell'Iria Presotto, di Guaporeca. Ti insegnato a fare un corso? Sì, ho fatto corso, ma qua, la mia qua. Era là in cima, che è il predio da radio adesso, che era a casa, là in cima, che era una sala grande. Allora veniva là una volta a settimana, andava là a imparare, ma para soltanto il papel, che aveva i squadri, il nome era Le Grand Chic, era un corso italiano. Era in Italia il corso, sì. Ma era un corso buono, mi ho imparato fino a come uso che il metodo. Sì, a maniera di fare, giusto. Adesso, sempre così. E là ho cominciato a cosire, ancora le soltere, amico, ho cominciato a cosire. In casa, perché allora, come ti dico, a epoca che era manco lavoro, questo allora mi viene questa gente a mandare a fare, allora mi via per casa. Già sapessi dire che cosivi bene. In casa c'ho una famiglia grande, allora mi ho cominciato a cosire come un pochettino meglio che mia mamma, sistema differente, perché la fea solo per rosa, no, per sair no, E allora ho cominciato là. Sono maritata con 27 anni, ho lavorato. Giusto. Sì. E dopo che sono mia maritata, sono sempre stata qua. Sempre. E ho sempre così. Io ero mai 71 anni, io 51 anni che così so. Che ti si sartora. Che sono sartora, né? Ma adesso fa più riforme, vestiti, perché non vuoi mi aprire tanto, bene. Mi piace, fa ancora. Perché beh che fa tutto parte. Ma fa ancora perché mi piace, ma non come una volta che devo dormire 2, le sue 5, quindi so te ancora che piandea. Che tu che dare attenzione, sì, non è facile, no? Ma infine. Ma che bellezza! È stata una lotta. E tutto che il tempo li ha mudato tanto le robe. Per l'amor di Dio, tanto. Perché una volta tendite alla loggia, per esempio là a Sony, a Società Stretta, compri tutti in metro. Anche iniziò i miei palmini sciovali, ho comprato tutti i metri, fatti tutti mi. Camisole, pigiame, tutto mi ho fatto. Perché te catti mia. Sì, pronte. Non te catti mia pronte. Dopo come si era solo in metro, dopo sì. Dopo adesso. Che ben sì, tanto giusto. So che adesso. Ma allora adesso si fa più riforme, ho sentito che si fa riforme vestiti di feste, come che de volte cata mia, come chi vuole. Come chi vuole, da maniera che vuole, lo rimanda a fare. Medida che sia di accordo, come che fa tanti così, ma adesso fa picche robe belle. Sì. E lei con queste parole che finimmo questa intervista con la sartora Elsa Ziliotto Romano, nati del filo italiano, ringraziamo ti che te da sa venire qua a fare questa intervista e ho certeza assoluta che qui in casa ha piacere delle tue parole. Guarda, mi sono cosita, se vuoi parlare qualche bobaglia, no, parlare tanto giusto. Scusami, ma mi sono cosita, sono bianca e fianca e dico che penso. Maraviglia, giusto allora. E grazie a grazie. Qua. Tutto è buono. Allora. Eita, la nonna Elsa, ecco, la donna Elsa e anche la nonna Elsa, un struconasso a tutta la famiglia, Ziliotto, Romani e tutti gli altri là. In nome di Adilnet, in nome di Rações Mig Plus, in nome di Basso Pancote, Super Polivalente, Vodka Raisca, Rede de Lojas Paludo, Abastecedora Buffon, Pian Alimentos, Bravecto, Modelo Penei de Bento Gonçalves e Moveca Decor,
non andiamo a vedere i nostri suonatori. Le cicciarelle. Quanto bello in campagna, quando è tempo di vendemmia, il suo cuore allegremente era tutto araia e mi cantava che voleva genitora. Oh, 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 le cicciarelle cantava belle, e saluto per carità e mi cantava che voleva genitora. Oh, 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 le cicciarelle cantava belle, e saluto per carità. Te lo tiro per la soglia, te lo tiro per la cabeza, mamma mia che contentezza, era tutto una raia, e mi cantava ti voleva genitora. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità, e mi cantava ti voleva genitora. Oh, 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 le cicciarelle cantava bella, ti saluto per carità. Valle dritte per strade nuove, che de sotto alle straie belle, e vagar che le ravanielle, era tutto una raia, e mi cantava ti voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità, e mi cantava ti voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità. E là che le passata al suo e quattro moscardine e bianche risoline, colorino leghe, na colorino eghe, na colorino eghe, na. Colori non abbiamo amore, neanche non che cerchiamo, non si dare la mano per un bacino di amor, per un bacino di amor, per un bacino di amore. Per un bacino di amore, volersi tanto bene, è un giro di catene, che mi incadena il cor, che mi incadena, perché mi incadena il cor.
él me encadena el cuore e più anche la vita le morte sa infinita non me marito più non me marito più non me marito più. Non me marito più, non me marito altro, tu fa l'amor con altro, e mi tu me gaila, sai tu me gaila, sai tu me gaila, sai. Che spettacolo, che maraviglia stasera, sì, ah. Marco Marsaro che ha detto che scioppa via il VU, la via di tanta audiencia stasera. Moveca Decor, mais comodidade, conforto, tranquilidade e confiança nas compras realizadas via internet. A gente sempre quer comprar pela internet, certo? Mas é a confiança, conhecer a empresa. E é através da loja virtual Moveca Decor que você pode comprar a mobília da casa, ou seja, os móveis e as decorações, onde são comercializados móveis e itens de decoração de interiores aliados ao bom gosto e à alta qualidade. Produtos de altíssima qualidade, acabamento, duram uma vida inteira, e deixa a tua casa muito mais bonita e decorada. Resulta uma satisfação, certamente, de todo cliente. Va bem? Um abraço ao Luciano da Rosa, Simone Tonini, mas quem sabe falar bem da Moveca é a Renata Fã. Vai lá. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Ecco, cosita sì. Ma non altri parliamo in italiano. Sì, ma che lingua sela? Lingua riconosciuta dal Ministério da Cultura. Na língua de reconhecimento de nível federal di tutto quanto il Brasile. Na língua nostra, questo italiano. Un patrimonio immateriale, così che si dice, riconosciuta dall'IFAM. E non altri che abbiamo adesso, per via della Assodita e di altre entità, la Cuccagna da Scuola del Italiano. Cosa è lo Cuccagna Scuola del Italiano? Livro da gramática, são 404 páginas através de ensino remoto que acontecerá através da Escola do Italiano. É sério? Sì, la Scuola del Italiano, com a grafia justa, neta, schietta. Acontecerão 5 lives para explicar melhor sobre a Escola del Italiano. E tem um pessoal que vai explicar quais os dias que tem essas lives para entender bem como funciona, para ser professor ou para aprender. Vai lá. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem. E hoje, quem vai dar o recado é o Nono, né, Nono? Qual é o recado para hoje? Sim. E eu quero te convidar para participar do Filó Formative, que serão 5 lives falando sobre a Cuccagna Escola de Italiano. Sim, é virtual e gratuita. Terá início dia 17 de maio, né? 17 de maio de uma segunda-feira. E dopo
dia 24, dia 31 de maio e também dia 7 de junho e dia 14 de junho, sempre nas segundas-feiras, às 19h30. E fate furbo, tio! Seja um professor, um difusor ou um aluno do italiano. Não perde, Vai ter muitas entrevistas, muita música e você vai conhecer muito sobre a língua do italiano. Você pode se inscrever mandando um e-mail lá pro joãotonus48@gmail.com. Manda o teu nome, o município, o teu WhatsApp, que tu vai receber um link 10 minutos antes de começar o evento. E você vai acompanhar tudo pelo canal do Girotondo no YouTube ou na página no Facebook. Vem fazer parte deste grande momento com a gente, né? Tutti insieme, allora. Maravilha, tutti insieme. Andiamo a imparare un poco di più, no anche che abbiamo caro di imparare, e qui che sa tanto può insegnare. Quer ser professor? Pode. O livro é gratuito. Mas dentro dessas lives, né, que começa segunda-feira, vocês saberão como realmente funciona. E para quem quer aprender mais ou quer aprender o italiano, questa língua brasiliana. Giusto? Mi mando un saluto ao Ney de Basso, a Jair Pancote e tutta la famiglia da Baspan, da Basso Pancote. Guarda che bei stivai. Guarda che bei. Ma voglio sapere quanti stivai che loro fabbrica, la varietà, modelo, color, uomini, donne, tosatei, diverse grandezze, come anche colori e come anche modelli, giusto così. Ma chi parla meglio è o Ney de Basso? Andiamo a vedere lá, del suo showroom, vai lá. Olá, uma saudação especial novamente aos nossos clientes. Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa linha de botas, de materiais, botas impermeáveis e botas de couro, botinas de couro. Então, em especial aqui está super leve, né? Uma bota que tem um sucesso enorme no Brasil todo. Temos também aqui a linha exportação e aqui vocês estão vendo todo o nosso portfólio de botas que a Baspan comercializa com a marca dela. Então temos infantil, temos botas para trabalho, botas com a polaina, tá? São botas, botinas de couro, tá? Então esse é o nosso portfólio com mais de 30 itens individuais. Também temos aqui a linha de EPIs, né? Todos com a marca Baspan, que vai para todo o Brasil, Colômbia, Uruguai, sucesso no Uruguai essa bota. Então, e muito obrigado a você, nosso cliente, que comercializa esses produtos e faz com que esse produto de alta qualidade chegue ao nosso consumidor final. Até o próximo vídeo. Vuto mia ciaparbe con i debisa, metti su che stivai lì. Se alze del Moreschi che avesse su che stivai lì, c'è per mia becconi. Mia ciaparbe con debisa. Proprio. Sì, ciò. Combina! Combina, te che mettili su. Sai che mi ha fatto del tecido qua? Che tecido? Lo che è questo? Ah, lei materiale. Giusto, io che mi cintura anche fatta di borraccia. Lei è un materiale fantastico, dura una vita. Manca solo i pennei bianchi, che loro quando che te vuole sciare pennei, resta mia la marca. Resta bianco dell'asfalto. Ma allora te fai insieme alla risca. Ascolta, torniamo a parlare di roba. Sì. I tacconi. Sì, i tacconi, Ascolta. Una roba che mi devo pensare. Una roba che mi devo pensare per parlare di roba. robe. Non so se avevi parlato della maglietta della salute. Maglietta? Della salute. No. Il marino sempre dopera quella del Rodion. Non so se il ganghetto. No, gamia. Ganghetto mia. Ecco. E allora, se dopera sempre la maglietta, qui che veniste di là sotto. E non mi pensano sempre maniche lunghe, ma sotto sempre a camisetta, uno si chiama in Italia, se conoscete come maglietta della salute. Tanto del freddo, del caldo, sempre una sotto, una camisetta sotto. Sì. Altri qua che chiamiamo di fisica. Isto, se non può ricordarmi il nome, Hai tirachette qua così qua. Ecco, quella lì. Ma vuole fare meno di vuotata qua davanti, né?
Sì, mi ricordo bene. Ecco. Proprio così. 7, 8, 10 giorni dopo, Sì. né? Devo parlare solo roba, il nome che dea alla roba anticamente, che tipo di roba Marinho ti te pensi? Mi ricordo di Volta al Mondo che ha... Volta al mondo te pensi tu? Ghetto do Sì, parà sì, volta al però, mondo? sì, ma le lunghe per brusarsi allora era fina. Ma l'era fina, era come una carta trasparente. Come un velo. Ecco, Visto, come un velo. velo. Marella, mica via Marella. Cioè. Bianchetta. Marella, anche che n'era. Gialda, sì. Gialda. Ah, ma pensa quanto bella che non era. Ma la godo perada, cioè se la godo perada. Sì, ma mi penso che n'era di verdetta. Te la sporchia, cioè tendere del rietto, ne parlavamo. Te a bagnetti silenziosa era bella asciutta. Sarà che ninguém vai voltar a confezionare a volta al mondo? Palveron, caldo fina, Ma fina. Rostega, Era come neanche averla. Ti credo che sì. Credo che sì, ma lui no. Lui Sì, ma i calzonetti di Banlon. Ah, sì. I calzonetti di Banlon curti così. Banlon, lei è un mestiere molto... come un cotton. So che è un cotton largo, non un Sì. cotton struccato. Ecco, sì. Banlon era, anzi che diceva Banlon. E una volta quando che diceva Tusi, quell'alga mia, un per de braghe de brin. Le prime che avevi sto allora, né? Un per de Braghe de brin e scarpe picco fino. Non era ricco, Ma tubaron. Tubaron. Ah, aveva soldi che Sì, ciao. Uscita che era bello, vede, né? De repente era anche Pindurà ancora a pagare, ma l'importante è che... era? Vi ricordeo quando chi mandai a fare un per de braghe, una roba. Sì. Con tanta sobra. Tanto le braghe loro qua de Drio, un 4 dei par banda e dote a bara sì. lunga così per slongare conforme il tatin veniva grande slongando per sparagnare c'era una riserva per sparagnare per non e scampa subito sì no la che scampa subito e dice il tosatel veniva grande loro con sopra 4 dei par banda loro andava slargando come sia con 8 veniva con 22 23 braghe ancora quelle tanto slargarle noi altri siamo giovani ma mi credo che diversi più vecchi di noi altri i game testo sulle primo paro de scarpe quando andati a prima comunione quando si gamaridai e imprestate ancora in prestio conteme Tony com'è che sei sempre stato quanti anni te gavei quando te mettesti sulle prime scarpe 9 anni 9 anni prima comunione con 9 anni mettesti sulle scarpe 9 e allora si to strabucà no ma te conto piano sai visto allora perché mi sono dato comunione a Pinto Bandera del catechismo Pinto Bandera è stata la prima comunione a Pinto Bandera come non era soldi per comprare scarpe perché il dì della prima comunione tu devi essere ben vestito la bianca il top è un po' differente marron negro a borboletta proprio negro, camisa bianca e braghe non importava allora che era un'amiga nostra che stia a Pinto Bandera allora dita di un mare Irma mi impresto le scarpe a tutto da te ma se le scarpe di una donna? De uomini cioè. Buono sì, no detto da te porém mi dico io sei neanche che epoca la pulese che Irma mi ti impresto le scarpe e allora le scarpe cioè l'era mi dico che era in fondo da sapere del sobrado su sconti sull'er piene di talarine visto ya galustrade ne e passare un po' di patina a patina e allora mia state buone vedere negri ma era dure come un sasso come un legno tanto si pilonghe pilonghe non vuol dire ma Rento sì, visto. Allora tu metti che carte, papei, sì, Rento, sì, giornali ma giornali che non era neanche che epoca là no, che era ma che era a tocchi di strasso calzetti vecchi calzetti guarda quanto tempo i calzetti e allora c'è che era come che c'era quasi niente, né? E con le meglie allora se ne era meglie i calzetti adesso i calzetti sbusi della ponta e metteva su i calzetti che il dedon mi fuori sì, cioè andati si sprusia andati a fare la prima comunione scarpe nuove io ringrazio fin poi che la femmina là sì, che la mega dato che la man lì prestare scarpe scarpe per me e fratelli l'Orvalino che è soltero
Sì. Crediti. Ma una sposiata con fatto, con 9 anni. Pensa quanto orgoglio, quanto amore, quanta passione e gli occhi brillava, anche amico e scarpe, gente. Neanche se le riprestai, ma quanta... Nessuno sapeva che le riprestai. E i calzetti sbusi non si sapeva, si tiria un metro. Longo e si doppia. Si viria per sotto. Doppia te sotto. Sì. E se no la mamma giustea. A giustea a punta dei calzetti. Quando era il film. Quando era il film. Allora le robe le era tratte via quando non dia No, guarda qua Marostica, qua. Sì. Dite catti che le che braghe quale estate poco dopo parai. No, fabbricai per sta live, no, che braghe quale de mio papà. Guarda i pezzi qua, che i pezzi quale quando mio papà era vivo. Guarda qua. Pivece di te. Ven qua via. Via su, guarda qua. Pivece di te. Vedi io qua così, qua. Tu pian Marostica passare man là. Sì, sì, no, è vero. Qua se pezzi che taccai tacconai. Lei del mio falecido papà che è morto a 22-23 anni. E quando che si sbrega come qua, che sbregati che mettesse il taccone. Sì. Che per sorda che il taccone qua sbrega. Un altro taccone, proprio così. Era a casa e attacchia per fuori. Sì. Ma felicità mamma e attacchia per fuori. Taccone. Sì. Nanto taccone per fuori, cosa per fuori? Poi io mette per dentro, mia sì, vera. Ma Nanti sì. mette per fuori. Per fuori. Per far più rapido. Per far sguardo, non è Adrio. Sprosia, bellezza, che i lavori lì, non che era a testa. Che voleva far andare il mestiere. Diceva Marostica, che le il ditato, meglio il taccone che sbrego. Ecco, meglio il taccone che sbrego. Le meglio dar via tacconai che sbregai. E non era mia il colore del fil, se il taccone era negro, il fil, quel che ne era a casa. In cui meglio sbrego che il taccone, le donne e gli uomini va via con le sbraghe, tutte sbregai e se moda. Vai daghe di capire. Nessun capisce più niente, è tutto differente, però non va a scambiare niente. Ma siamo 2021, che ne è Marostica. 2021, Gavarissimo assunto qua, per star qua 2D. Cioè, una passarella. Dai, devi metterlo su, ne? Marino, tieni qua così. Tieni lì, Marino. No, tieni là che mi mostro questo qua. E che è il vestito rosso qua? Questo rosso qua è il più bello di tutti, va. Sì. Guarda qua. Sì, Dio vederla. Guarda là. Sai tu di chi che sei? Di chi serlo? Sei la tua sogra. Ah, me suocera? Sì, tua suocera. Insomma, La formatura. La fatta formatura te l'anno del 1975. Oppa, dammi qua che mi tengo allora. 46 anni ormai. Che vestidetto, cintura fina. Lì che tira pa la mamma. 46 anni loro che dammi conta. Che bella roba. Ecco, vanti. Ara qua. Cosita sì. È Roma. Roma te. Ara qua. Questo qua. Questo è lo che più vecchio o più giovane sarà? Più vecchio. Più vecchio, parfin. Sì, di questo. Lei è la camisola? No, questo qua è il vestito di quando si marida la bisa di Agisa. La nonna Aurora Radin de Cesaro. 1941. Quando si marida. 1941 che si marida. Tutto che vi dico il giorno anche? No. 21 di giugno. Di che l'anno lì? Ciò, guardi. Questo Dio, qua a Gisa che c'è pa sbagliare, che c'è pa il suo baby doll che va a dormire da sera. No, l'è mia. No, lei è un vestito. Sicuro? Ma lei è bella. Non è mia quel da quelli Gisa. è più moderno, vero? Questo qua è moda 1980-90. Ah, quelli è più modernetto. Più modernetto. Sì, più curtin, vara ciò. Ma dimmi una roba che l'epoca là. Sì, era qua. Sì. Una roba. Ma le mie robe negre quando che. Ecco. Che era deluto. Deluto. Sì. E quando anche che moria che già era deluto, doparava il veo negro. Mi voglio il fare il fazzoletto anche per far vedere. Ah, che neanche il fazzoletto, Quando scarsellini, fia, una tirettina negra. Sì, anche gli uomini mettete scarselline, le donne a testa. Già era cosita. Sì. Ecco, bravo, Guarda che... buona, ben pensata. Sì. E un anno stia cosita. Un anno e noi andava a baili e feste, noi sei di casa, era. E lo costa quel mestiere lì. Questo è che sei stato operato tipo un vel negro, un fazzoletto negro, un veo da testa, ecco. Tieni qua. Sì. E questa qua vediamo chi sa cosa è. No.
panesei, no? Zera para infassare i tosatei. Ah, na fassa! Na fassa para Sì. infassare i tosatei. Che ha ad operare. Tutto da famiglia da Gisa, da mia vera. Ma ti si ricordi fin che idade che tu satei doperei a ste fassa? Ma che n'era dei tosatei? 7, 8 mesi, 6 mesi. No, ma che n'era anche dei pivecci. Dei 6-7 anni anche. Che doperei, né? Sì, per dormire, per dormire. Ma perché chi diceva che gli metteva in fassei tu satei perché gli stesse con le gambe Storte. né? Sì. E anche per dormire bene a notte. E anche per non incomodarsi, buttare là in Ecco. fassai e non incomodare mia. E ciapea, oddio. Non incomodare, e ciapea con Deo cosita, con Dio, vedo perché. Te a cagare e pisai là Deo. diverse ore, mettei in fassai in colonia e tornai a dire dovina, io era ancora là, fermi. in fassai. Ancora gli chiami per una gamba su per una pianta, né? E ancora ascolta bene, è assunto per non terminare nunca, per finire mai. I ciapea un tocco di strasso, io intorcea su, buttei dentro una cucciarata di sucro lighe che dei in bocca come fosse un ciuccio, come fosse un bicco con sucro dentro. Ti te ciuccia? Mila me gatto camera. Va la panza per quel tanto lì, Marino. Le stacche la far lì, Ti Marino. conto, Marosta, che mia mamma è stata malata, l'ha abbassa all'ospedale e mi era piccinini e Ancora te ciucci? ciucciate a tetta. E allora mia sorella a casa mi piandi che te piandi e le ha fatto che lavoro là, ha fatto un stroppolo lì, bagnato il sucro e mi ha Se loro sapeva che avesse una panzona che lì... La mia idea mia. Ma allora ascolta bene, che i tempi là della nonna, della mamma, ascolti bene, ascolti bene, una donna incinta, gravida, senza l'uomo, guai Dio. No, era un... Fin del mondo. L'era il fin del mondo per il pupà, per la mamma, per la famiglia. Era disonrare la famiglia. Ecco. Mia vera che era così. E che c'è mia fiol di scapuera. Tutti che parlei a società, a E che comunità. era un cristiano. Che era piccininetto come Gigio così. magro. Ma lui era cattivo come una bestia. Lui copia come Gigio, allora? Come Gigio così. Sì. E ciò, e un giorno la sua fiola che aveva 16 annetti è andata a una festa e che non era un cristiano che c'era di una famiglia di potere e si stati insieme che il di là e la si arriva 2 mesi dopo gas come sei gomiti gas come si a star me da male conta mamma conta il pupà ma tu si seguessi di vedere un uomo cattivo. E il aveva un cavallino, si chiamava Pettiso. Bianco. Bianco. Magro, ma l'era di una bestia. Bianco anche a quelli. Bianco anche a quello. L'è andato due in cantina Marco Marsaro. Ho fatto che? E il gatto fa il facon. E che attraversa qua. E il roncon attraversa qua la cintura bianca. E a schiena il faldin. Poretto Scegro. E adesso va a mi parlare con quell'uomo là. Quando lei arriva sul gamo là, i cavalli gatto in una ranzara, e gaccia il faldin, sai a faische, fuoco per Qua tutti i sciumbe cantoni. che saltea distante un chilometro. E tira fuori il roncon così, un ramo. Un E silamon. il facon e il battetta il faldin, cin. Se te si olmo te vieni fuori di là. Te mariti come fiola perché se no te sfenisso la razza. E lei arriva da finestra del terzo piso. E il tremea come una foglia. E gli ha detto no, non sta a pensare per chi tanti là. E mi gli dà una giunta di boi al fiol che nasce, gli dà la dota sasenatosa e non vuol dire che nasce gli dà un me da colonia di terra. Ma te mariti mia? No, intanto no, ma l'opposto come se fosse marità. Beh, se sei così, si gioca come si a pensare, no? E ciappa il cavallino e torna in giro. Quando l'era a metà strada, che ha pensato, Dio Signore, che ha detto. E se che nasce due? Va via due in cantina. E allora il aveva il facon, e il roncon, e il faldin, e il ha tolto sua maniera il manarin. Perché era ferri per tutti i cantoni. Ma moria secco. Cioè. Le arrivava su ciò che altro era su in
Sconto su ancora! La sul verde che c'è messo fuori il gadito. Che ne lo che ancora? Vuoi sapersi che nasce due gemelli cosa femo? Sì. No, non sta a pensare. Che da me da colonia cada un careta, boia, rado, sappa. Che da tutto messo... Ah, il gadito. Arda, guarda, che ti Sì. sei mia con chi che E lei ti si sai- mettere. Con le fiole degli altri non si fa chi è sti laghetto capito, non sta a pensare, va a casa. Cioè arriva a casa, quando devi disinselare il cavallo, e che pensa, e se che nasce tre? L'ora il che aveva il facon, e il roncon, e il faldin, la manera, e il manarin, e il che ha passato. Come de cabrito. No, ti assciopano a 12 cano doppio. Che madonna, che quando lei arriva lassù, Sì, il che petissa- ingatiglia, il che petissa- il primo sciocco su, ti sai che case su in cima del sobrato e ha un busetto per passare aria. Sì, non sì. era là con un concetto che spiega. Mia che sono a parlare. No, Il frontespisa, il frontespisa. e il causa se che nasce tre che da me da colonia cada un giunta de poi che da brondo che da l'arado a palla arado americano che da falsichero non sapeva più cosa impromettere che l'altro che comincia a plin caschea dolce veramente cioè E il cavallo è via tutto storto. Di tanta carica che cammina il petiso. E il petiso. Cioè va a casa, quando arriva a casa comincia a descaricare tutto. E il che pensa, torno in Dio. E il che mula tutto, quando che lei arriva là, senza niente, che l'altro era in cima del quarto da casa. E il causa, se che nasce 4 che dà tutto quel che go. E lui che ha detto così, no. Vuoi sapere se che nasce solo uno e che me nasce morto? Che detto un'altra opportunità me fiola. Cosa che non fa i soldi, né? Proprio cose da italiani. Proprio così. Va bene. Devo i nostri patrocinatori che ti dà forza. Vai là. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão? Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado.
Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita lá, che filò stasera, eh? Ecco, noi siamo di Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, tutti i martedì sera, dalle 7:30 alle 9:30, noi siamo qua, va bene? Cosita? E che piacere, che allegrezza, nonno Gigio, di vedere Valtri qua, la famiglia Girelli. Allegria è tutta nostra. Oh, là, Convite di venire qua. Va bene, grazie che si venesti a allegrarmi la nostra serata. Ah, Tony? Grazie a Valtri, né? Qua che ha dato opportunità per venire qua del pilota italiano, né? Dove è il microfono qua? Io porta via qua, piala là, qua Nani. Tony Tumelero. Isso, poi il gruppo Nani è un'allegria con certeza, né? Ecco. Il gruppo Nani gli 19 che partecipa. Integranti. Visto, loro che fa tressa, che fa crochet, che fa cappei, che gioca la mora, che canta, che ride, che fa un poco di tutto. Quando stiamo dobbiamo fare la mora cantata, inedita. Sono loro che fanno, mica mai sentito dire. È bellissimo. Te fai marcio insieme? Sì. Allora femo sta mora. Va bene? Claro, allora che sarebbe tante storie per contare. Storie vere, di vita. Frotole, scherzi, vero? Che sarebbe? Ma il tempo è poco. Ma qua di un paio di giorni puoi tornare ancora? Opa! Ringraziamo bene che adesso hai convite. Ecco così. Stiamo spaccando il fogone. Guidate, no. Ecco. Cantiamo che nonno Gigio. Allora cantiamo adesso una musica che è di nostra autoria propria. Com'è che è il titolo? Quando italiani arrivati. Quando gli italiani sono arrivati? Sì. Ma pian. Vanti di che suonata lì. E il gruppo fa anche qualche sertaneja o no? Sì. Ah, va? Sì. Tipo, vediamo. Nesta longa estrada da vida vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando primeiro lugar. Salta fuori a malintesa. Pam. Oh, uma de bandinha da gurizada, tipo, una. Estou pensando em te deixar, minha terra em qualquer hora. Só para de pensar quem me liberou, longe de nós dois agora. Estou pensando em ser feliz, é minha mulher mandar. Se eu encontrar logo, eu vou ser lá me diz, sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, onde me viu promenar lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Otimbão, Indaiá, sei que é linda esta menina. Talvez esteja em Jaraguá, São Miguel, Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Otimbão, Indaiá, sei que é linda esta menina. Aê! Um floreio de gaita ali, Diego. Vediamo.
fantastico, Gruppo Nani, de Pinto Bandera. Ma Rostica, explica che, mi explico mia, explica che ti cosa significa Nani. Cosa significa Nani? Nani è di Giovanni. Se mia è di Giovanni. Boh, su mia. No, su mia. Ma le parecido. Se un appellido. Un appellido. Italiani con i miesti di qua, che non è che mi escono l'appellido di Nani. Ah, sì, eh? Sì, perché Nani l'era considerato. Vuto parlare che ti? Dice, parla che ti. Ma mi sono essere ben certa parola che tocca ma quel che ti te disi loro tutti crede. Isto. Si credo a me. Allora Nani era che una persona me da, com'è che dico, me da bauchetta. A capia mia la ragione, la capia mia da cosa fare i mestieri. Sì. E loro sempre dopo l'ultimo. Sì, E gli dice atrasà sempre. Sì, pare che dice ma ti sei proprio un Nani, ecco. Perché che viene fuori il gruppo Nani? Perché mi ricordo della scuola. Sì. Con 8, 9, 10, 11 anni si era cosita, non impari a mia. Ma era mia soltia, erano tutti compagni. Oh, ma allora che ne Nani siamo che fa paura. Tutti Nani. Ma l'è vero, non adianta non ti nascondere. L'è vero, non si impara niente. Cioè, ma che vergogna che allora, ti giovani lì mi ridi Dio. Marzio, Nani l'è andato a scuola il primo dì. E allora quando lei arriva a casa, la mamma che ha detto, Nani, che tu impara? E gli ha detto, guidate no perché domani tocca tornare in drio. Ma neanche a strada che l'hanno già imparato. Gli diceva, quelli va a scuola solo per imparare la strada. Sì. Adesso sì, allora la vostra sonata, quella che avevi fatto, lettera vostra, vai. Sto paese qua noi che avevamo niente puro matoi cacatà con tante fatiche e andati fanno una storia la gente lavoratore gavi una grande vittoria la gente lavoratore gavi una grande vittoria. Di Garabalta sul matto, a Ronca Manera il secondo, di Gavetto fuori strade, a Sapa Picconelle Piccò, per trasportare il magnare, la carretta era la maniera, per battere forno il coniglio, che inventa la trigliadera, per battere forno il coniglio, che inventa la trigliadera. Per trasportare il magnare che l'era falso sostento con la sapa e l'arado l'era un grande soffrimento a riso, fasoli e patate carne, bagna e miglio latte, mandioca e formento e non mancava un buon vino, latte, mandioca e formento, e non mancava un buon vino. In cui che avevamo di tutto non potevo reclamare, abbiamo tante robe belle
pode desfrutar. Queremos tante robe belle, ma non ti pode desfrutar. Che spettacolo, Marco! Che maraviglia, proprio così. Sua, ciò Sì, che ciò, bella del buon, ecco, fantastico. È importante, Valtri, che sì, suonatori, cantori, compositori, che canta e che suona, vero? Sì. Di far lettere nuove. Mi è vero, Marco? Ti che te sì, Contenuto, gaitero, che te canti anche sì, te. un pochettino, Sì. È importante. Cosita. E me vedi lì dove, Marco? Vedete distanti, di Diciamo tanti lì che posti. dopo andiamo a vedere Cesare Augusto Culpi di Curitiba, che viene a parlare solo anche a loro la Fatalian, la Curitiba Paraná. Quando stiamo? Vanti di dire, me sonar del che? contenuto di sta live qua, tanti elogi, dei commentari. Opa, e dire tante anche, lode. Sì, lode del Oh, nome. E dire che Nantri, settimana che viene parleremo sopra i automóveis, né? Opa! Meio de transporte che era una volta. Sì, ciò. E evoluzione Marinho parliamo. che aveva un terno di mule, l'era trasportador con terno un di mule. grande Sì, ciò, trasportador. ecco, e chi che giutia a serare rode era Roger Trevisan, ecco, loro i due, sì. Sì. Allora, faremo di parlare solo o dia do automóvel, né? La evoluzione, o paradigma Sì. che foi quebrado do motor da gasolina, minha vera che Bem così. cosita. E noi che avevamo Nestor Nardi, un grande amico nostro de Montauri, che fa collezione di auti vecchi restaurati postai, Sì. e praticamente nuovi, in stato di nuovi. Lei è un vabbè. hobby su di lui. Sarà nostro patrocinador che andiamo a parlare sopra il trasporto di una volta. Chi che aveva un cavallo una volta? Cavallo in prestito non ha mai segna anche fame. Tutto questo, me vedi lì di due, Marco? Sì, vediamo do qua allora le città. Guaporé, Sant'Antonio do Palma, Fontoura Xavier, Xanxerê, Itaipulândia, Garibaldi, União da Serra, Coronel Freitas, Descanso, Nova Pádua, Fortaleza, Ceará, Erechim, Shoppingzinho, Nova Mutum, Maripá, Barra Funda, Barracão, Toledo, Aratiba, Seubac, Nova Brécia, Seubac. Passo Fundo, São Domingos do Sul, Vespasiano Correia, Bento Gonçalves, Portão, Constantina, Guaraciaba, Nova Araçá, Rodeio Bonito, Piratuba, Veranópolis, Florianópolis, Tapurã, Guezeanca de Três Etilhas, Caxambu do Sul, Montebello do Sul, Sarandi, Nova Roma do Sul, Carazinho, Roca Sales, Camargo, Santa Fé do Sul, Getúlio Vargas, Paraí, Rio Verde, Rio de Janeiro, anche Gesè de Vicentino, in Veneto. La Emanuele Traverso, dir qua, la Emanuele Traverso. Aspetta. Vou dire della città avanti. Emanuele è un uomo. Sì. Capito? Emanuele Traverso. Traverso. Un amico nostro che ha detto che vuol venire qua a casa mia amanhã no churrasco. Sì. Sarà un grande piacere da riceverti qua a casa nostra, va bene? Un struconaccio a te, tutta la tua gente, manteneva con tanta salute, ecco. Luga ha detto così, che le sta un bel testimonio della Elsa Romano, Opa! che là fa proprio come altri, che lui fa come altri qua. Tutto il mondo è paese, vero? Allora il gabetesso do Maraviglia. Anche de Faxinal Paraná, Céu Azul também no Paraná. Tanti che si drio. E il giorno 25, né? La live il giorno 25 parleremo solo il milio. Settimana che viene solo il trasporto, il giorno 25. Solo il miglio. Marinho, il gatto tirato miglio che ha fatto il bessigone insieme. A mattina buon'ora col miglio muio, che era come una stroppa. Era mia facile tirarlo dopo scartosson, Olimpo. Andiamo a parlare di tutto questo. In nome della Conceito Agronegócio di Serafina e della sommessa di Emilio Biomatrix. Vi vuol dire che Silvio viene qua. Viene Silvio, che lei è agronomo, parlare solo là che... A cigarrinha. La cigarrinha. Ma la brusemo del fuoco qua, la copemo. Sono mamma delle cigarrinhe. Ben così. Va bene, Marco? Ben così. Bon, de Cesare Augusto Culpi de Curitiba,
Va bene? Sì. E viene parlare anche a lui che fa programma di radio a 30 anni che ha eredità del suo papà Pedrinho Culpi. Ecco, la maniera di portare avanti il nostro italiano per via del radio. Andiamo a vedere che parla lui. Vai là, Cesare. Carissimo Marostica e tutti gli amici del filò italiano, un istrucconasso da chi di Santa Felicidade, Curitiba, Paraná. Mi son Cesare Augusto, mi son qua in te a Caneva di Neno Cagliari, Curitiba. Mando un struconasso a tutta questa gente di Serafina Correia, del Rio Grande del Sul, del Brasile, di tutta questa gente che ti accompagna. Grazie. Un saluto speciale a tutti voi altri che siamo qua, devo ascoltarvi, a vedervi, a salutarvi, cantarvi tutti insieme con tutta la vostra gente italiana. E mi invito tutti voi altri a ascoltarmi tutte le domeniche alla radio Cidade, qua di Curitiba. Siamo sempre insieme, tutte le domeniche dalle 11 alle 13:30 con il programma Rivivere l'Italia. Sono 35 anni che facciamo questo programma insieme al mio papà, che già ero Dio povero, già è andato in cielo, Pedrinho Culpi, che si è andato in cielo, ma io sono qua a portare avanti questa storia, Rivivere l'Italia, tutte le domeniche a 35 anni. Un struconasso a tutti voi altri, a questa gente meravigliosa del Rio Grande, di Serafina Correia, che mi sono sempre appassionato di questa gente lì, i miei amici. E un bravo saluto a te, Marostica, che fa questo lavoro bravissimo, sei sempre nel nostro cuore. Va bene? Salute, bravo, Neno, grazie per essere qua, un buon vin sempre a tutti noi. Grazie a tutti voi altri, un struconasso. Grazie Cesare Augusto, sai via Bibi! Ciò che era un caldo via di trio, Ecco, maraviglia a te e a tutta la tua famiglia, a tutti gli altri là che portai avanti la nostra origine, il nostro italiano, la nostra lingua, col tuo programma. Un struconasso di vero cuore, va bene? Tavola e tavola, 5 la mora in tavola e 4 la mora in tavola, gaita, tavola e tavola, 3 la mora in tavola, 5 la mora in tavola, via gaita lì. Guarda che allora giochiamo la tavola. Ma allora cosa è sta tavola del mestieramento, banti via e vai? La tavola le... La seria tola. la tola, né? La tola. Retaula il contrario da tola, su mia cosa che... non è così, te le retaula. Aspetta allora. Questa è la tavola. E questa la retaula. Ma spacchiere stiamo senza la tavola dopo. Questo qua è il tabiello da polenta di Marino. Marino una volta l'aveva buttata polenta intera per ma tutti quanti i che ne era 25 fioi? 30? No, è che il tabiello era piccolino così, allora Roger che tasso che fa un mi, allora gastata, allora sì, sopra me fuori rece di banda allora. Come che sì, sopra rece di banda. Sì, come funziona? Che spieghiamo come che funziona, certo. La tavola, retaula, è parecido col gioco della mora. Certo, ma lei è il gioco della mora? Sì, lei è un gioco italiano, Io portato qua dall'Italia. Ma che ne che la cantata che taula, retaula, 5 la mora in tavola, che l'altro anche il passero dice un numero. Quando che acerta a somma, dice che ho fatto il punto in tavola. Quel che acerta mia somma al mesmo tempo dice che ho perso il punto in tavola. Tocca sapere quanto è fe. Ho fatto il punto in tavola e ho perso il punto in tavola. Che tu capito? Sì che ho capito. Ah, buon. Il giuiz poretto lui resta qua, sono marcato. Sì. Ascolta. Ti siamo giuiz. Sì. No, ti sei il giuiz, mi sono il VAR. Ah, ti sei VAR. Vamos consultar o VAR. Il giuiz in primo lugar. Io che sappia contare manco fino a 10. Ma allora, chiamiamo Marino. Perché non devo fare il giuiz, mi sa contare fino a 10. Mi sento spulsa di mangiare cotto. Sì, sarebbe cotto ormai. Butto dammi il microfono? Sì. Vai. Sì.
Taula re taula, 5 l'amore in taula, e 6 l'amore in taula, ho perso il punto in taula. Taula re taula, sunta l'amore in taula, 3 l'amore in taula, 4 l'amore in taula, ho perso il punto in taula. Taula re taula, sul l'amore in taula, sr l'amore in taula, sr l'amore in taula, ho perso il punto in taula. Taula re taula, 4 l'amore in taula, 3 l'amore in taula, 4 l'amore in taula, ho perso il punto in taula. Taula re taula, 9 l'amore in taula, 9 l'amore in taula, 3 l'amore in taula, 4 l'amore in taula, 6 l'amore in taula, tutto l'amore in taula, 3 l'amore in taula, ho perso il punto in taula. Na hora lá que vem empatar. Já vem empatar. Vou empatar l'amore in taula. Ecco. Se era bailarini lì le poteva ballare. Ma tem que haver de avisar-me que non è mia. Se balea, no, varati. E tocca dire insieme quel che ha perso, quel che ha guadagnato, tocca dire insieme. Bravi, fantastico. Pivetti che veniamo de Pin paremo e de Pi savemo che poco savemo. E niente andremo a sapere. Peccava in Erveci. Morimo e non vedemo tutto. E che era un canto l'alza, veniva altri. Persone ve conto la verità, che ne dischi stragati di tutte le qualità. I dischi mi son gobo, che ne che me supera, che ne tanti de gobi, va fin col naso intera. Me pare l'era gobo, me mare anche ella, che ne sesto una sorella, e goba anche quella. La famiglia di gobi. Bravi. Oh, tocca tornare in trio. Perché? Perché de sì. Finimo il programma ancora, ma vanti andare via di qua, marchiamo un'altra data per venire qua. Sì o no, Gigio? O se volete sta qua fin martedì che viene. Guarda, se mi dè dormire, mangiare e cama. Allora Vedemo dormire, mangiare e cama. Robe lavate. Ma anche lavoro. No, lavoro un'anticolomia che non a casa. Allora Vito. Cosita, volevamo mandargli un struconasso alla nome la Alba Tainara RBS Alba. La Tainara Alba che è qua di Guaporé, un struconasso a ella e tutta la equipe della RBS TV che sabato giorno 8 vero de maio del giornale do almoço e ha fatto un reportaggio di intorno di 5 minuti sopra l'italiano. Noi altri che avevamo il cappello, vero? Sì, tutti nanti che avevamo il cappello alla RBS TV. Nostro sangue. Sì, vero. Ma che avanza un cappello qua. Che avanza cappello. del piccinino. Per divulgare, per promuovere il nostro italiano, la nostra lingua. Mi è vero. Un agradecimento todo especial em nome da Feibemo, da Fibra, da Sodita e de todos os descendentes do italiano, né, do Brasil, a RBS TV por indenhar-se. Indenhar-se. Riesco affocadora? Proprio, per indenhar-se da parlare da noi altri italiani per quel che noi siamo di fare. Mostrare la nostra cultura, la nostra storia in TV. Ora se... Ecco, va bene. Cosita, a Shirley Paravisi anche, ella, ecco, che è qua di Caxias, Paravisi vara cognome proprio italiana, la Tainara che è Alba. Infatti, legal il sangue italiano che allora il gusto, il piacere da divulgare il nostro italiano. Sì, ecco. Vieni pitarente che vediamo mia. Zulmire Simone da Moveca. Mando un abbraccio ao gruppo. Simone, muito obrigado. Che t'ho visto? Sim, a nossa, lá de Farroupilha, sim. Que maravilha. O pai Zulmir, a Isolda, a mãe, a irmã, como é que é o nome da irmã? Adesso con... Sandra, isso, un abbraccio a tutti quanti, Strucon. Cosita, ma va bene, ascolta, i suonatori lì appunto là, si può finire, mia vera. L'ora che n'era... Perché? Sì. Ti dica una frutoletta de gai, galline. Dà per contarla? Sì, dà. Ostia, madonna che ciò contiamo il botto. Sì. Mario, qua, Mario. Io sto ben qua, ascolta questa qua delle galline. Sì. Sapevi che una volta
i vecchietti loro i costumi andare a finestra, e che c'è finestra là de tola, pac, se verdea. Sì, secondo piano. Visto, si tiene insieme a finestra la mattina a guardare le galline, qui voleva fuori le galline. Sì. Verdei scuri, serei scuri. Visto. Ecco, e a mattina le galline già sarai il punaro, e quando indea verde il punaro, il dedon. Vuol dire che spalpar del cul de galline. Che tu spalpar cul de galline? Sì. Sì, no. Sì. Sì. Anche a me, ecco. Visto. Mi era specialista a spalpar cul de galline. Sì. Dai, allora, c'ho queste galline, sai che voleva fuori la mattina, né? Sì. Voleva fuori le galline mattina e tutte contente loro. Ma le mie fuori... Sciariotine, i galli per dedrio. Per della la gallina, c'è su per una banda, su per l'altra insieme il paiolo, il cascado, sima careta, pulado, avarento, cosina. E il galadrio. Adrio, claro, c'ho il galpa da che l'uovo galina. E la vecetta c'ho che caridea, insieme a finestra, insieme il vecchio. Sì. Oh, la gallina. La sega mia inventata a cruzare la strada. Attraversare la strada che vengono gli auti. Oh, calcula ciò. Questo è il leitero. Gavisto un latte così. Camion del latte. Visto ciò. È leitero. No, Marino, è la terra. È la terra della terra con tutta che velocità là. Chinca con la terra, con sì, la camionetta. Con i due peneoni di Drio là comprai là da bianchi. Modello penei. Modello penei de bianchi. Bianchi penei. Tutti imbarai magari. Magari attraversare la strada, c'ho queste lettero. Visto la terra. Skinsa galina, ma neanche una penna intera. Pure penne che solea così, c'ho la vecchietta insieme a finestra. Dio sta vecchietta nervoso. Ifi. Ma quanti ti sei che famo fuschigna? La vecchia, il vecchio che ti fa la vecchia. Che tu cosa di ridere? Che tu visto? Così che vuol morire, ma non dargliela. Sai che coi fa così di nuovo? Coi muore per dagro. In coi? È il contrario. Ma allora per finire, genera in nome da modello penai de Bento e de polivalente o supermercato che tiene un concetto di essere un mercato da famiglia. E ringraziamo dopo che altri tutti. Che era un vendedor di roba di riscatto. Sì. Bombasina, sì, in metro, passava a te famiglie, c'è per tirare fuori il metro tutto intorno, su sì, era una fitta come mi fa le sì da mai, c'ho a mettere il riso, seccare il formento, i fasoi, né? Sì. Quando era in inverno, se che mio querte, la c'è che la pezza è bombasina, né? La doppia in 3-4 bande, puff insieme. Per scaldarmi in altri, so che alla via mia, né? Puzza di riso. Tutta notte grattarsi. A spisa. Sì, a spisa, sgrattarsi. Ma neanche bello parlare di cose che... Senza contare i pulli di Raimedo. Le scartosi, i colcioni di scartosi. A spisa. Sì. I simisi, il stiramento che era dentro. Scartosi di anno, 2 vecchi. Farina birea. Sì, tornei a farina. Vedi in quando lo inderento e tira fuori una sbrancata e strucchia che era i cosi, le misteretti negri, i bestiolette negre. Ah sì. I pissetti negri. No, i puldi. I carunci. I puldi. Bene, ma allora ascolta. E il vendedor, cioè, lei arriva là, come si chiama, e lei era vedova anni giovane. Cioè, verde fuori una pezza, verde fuori un'altra, e mostra che questa qua c'ha 2 metri, questa qua c'ha 1 metro, questa qua vai tirami una smissia, là della schianta, cioè basta. Guarda fuori, è il bel rendrio, un temporale, ma un nuvolone, e lui era con che? E che aveva una ragna. Ah, una sciaretta. Senti cosa che è la ragna? Adesso che l'ho detto. I cavalli davanti lì. Sì, un cavallo a ragna, sciaretta. E allora il descargato tutto, butta sotto la varanda la sciaretta, là la ragna col cavallo, e vai dentro di casa e va a dormire. E lui pensa, ma stasera fonti che male la vergogna. Una piovetta che veniva dopo. Sì, c'è una piovettina che c'ha messo. Le grondane che fa una latina. E allora diceva che dico che domando come cosa fonti, signor giute, me madonna, dammi una idea. E vai e tira e resto tardi che a dormire. A mattina leva su, quando che lui le leva su, e la becchete l'aria, la fora. Con la cuia, con la salera, che mondeste vacche, tutto quanto. E là fuori allora che n'era
gai galline. guarda, E là che n'era un gal. L'era il mio. No, il mio che è il era- tuo, è il tuo, ma lui che saltea in cima di una cranca, te saltea in cima di quella cranca, te saltea sì, in cima di cranca, senza intervallo, niente. Ma era una bestia, ciò. Sì, ciò. E da banda così che n'era un che Che aveva visto acqua da Pfizer. ma vai sapere una strada. Poro Nani, Il cantè non fa niente. Anche l'altro. E allora lui, il venditore, era là così, che ha detto, ma sono io osservare che i gai là, e ha detto, ti vedi quella via, c'è una gallina, c'è panata, e prova a fare, quella non si muove. Sì, la viuva l'ha detto, quella che adesso è un venditore di roba. Quel culo non è andato a finire. Vai in là, ecco, che noi altri qua ringraziamo i nostri patrocinatori, quelli che mi dà forza avanti, che sei sempre con noi altri, la Dealnet, provvedore Sì. di accesso a internet. Roger, qua! Roger! Ecco, a Dealnet, provvedore di accesso a internet, la Migi Plus, che ha ragione per tutte quante le bestie, la Botta Super Leve Valpan, e il meglio stivale che ha pestato il Brasil. Polivalente, proprio, mercato da famiglia, ecco, de Santa Rosa. Così. Fa il mondo. Vodka Raiska, vodka che fa? Le meglio caipirinhe. La Loja Spaludo, ascolta bene, mese di maio che ancora è lungo, Sì, che siamo le neanche a metà. promozione delle mamme ancora, sì, vieni, mena a tua mamma insieme, Sì. de più di 200 marche, tra scarpe e roba. Non che se come mi accontentare a mamma, neanche al moroso, neanche amorosa. No. Perché in giugno, il giorno di morosi. I morosi, Proprio proprio. così. Loja Spaludo, che abbiamo rete di posto sbuffo. Sì. Ecco, combustibile, lavori della rete di posto sbuffon, la pianga alimento sono parcangati e pesi, la Bravecto che previne, tratta e controlla pool di carapati per più di 90 giorni, la Moveca Decor, Oh, yeah. ecco, mobilia e decorazione per la casa Moveca Decor via internet, moveca.com.br, giusto così. Modello pennai di Bento Gonsalves. Stroconasso, Ecco. tutti Ecco. de Bento. E mandiamo un saluto allora a tutti loro, i nostri patrocinatori, che si è sempre firme con noi. Firme Giusto? forte, ecco. Finimo così? Vediamo un altro filò? Sì, ma mi va banda i suonatori, eh. Restai E mi va banda la cucina. E in anche quel a me. giorno del cuciniere, ieri era il giorno del cuciniere e non aveva neanche menzionato. Allora che tiriamo il cappello a Gisa allora. Ehi! Cavo un cammino. Marino, cosita? Sì, bellezza. Salute, Roger. Ciao, Marostica. Marco, Ciao a ciao. tutti. Grazie. Ciao. Mi va bene i suonatori. Vai, vai. La finimo. Siamo disposti per finire? Vegao piazesto? Bellissimo Eh, proprio. immagineve no altri allora. Ecco. Marzio, Gigio, Diego e Tony. Tanto grazie in nome di tutta quanta la nostra equipe, continuare a parlare italiano, a portare avanti la nostra lingua, la nostra cultura e anche a suonare, allegrare persone con le cantate, le suonate in italiano. Gruppo Nani, successo, salute, ecco, non sti mai a sar di fare questi bei estri che promuove la nostra cultura. Il gruppo Nani che agradece Edgar Marostica, nostro amico, e tutta la sua equipe, cuciniera, che mi ha convidato per venire qua in Coi, apesar che erano 3-4 mesi più buoni acertasse nella negoziazione, questa ma non pandemia conseguiva qua. acertasse. Questo è un E struccone mi diceva, a tutti Gigio l'è quanti. morto, no, l'è tornato, Gigio l'è morto, l'ho tornato in Drio, e vai, Gigio, quanto? No, siamo Drio, che tu c'ha la pandemia o no? No, sì, me cuido. Come no, raga, che cacciasso ha! C'ha la vaccina? Sì. Una o due? Una. Una sola, va bene, così. Non un'altra qua in 2 mesi. Ecco, allora un attimo Dio passarsela fuori, se Dio vuole, mi è vero che è così? La passiamo claro. così. Grazie. Grazie a te. Grazie. Un saluto a quei di Pinto Bandera, della Pinto. Parupiglia, che è la regione lì. che altri gruppi che non mi citare nome perché non montano. Tanti se venissi qua di Giusto. regione lì che suona e canta in italiano. Va bene? Giusto. Ecco. Femo un abbraccio. per finire la quala. Ciao, ciao. Allora. Moretina bella, ciao. Tutti insieme, a tutti quanti un struconasso! Ciao, salute!
e prima di partire un bacio ti voglio dare. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dare. Un bacio alla mia mamma e due al mio papà, 500 alla mia bella e li vengo per soldare. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dare. La vita del soldato, la è una vita santa, non mai beve il canta, pensieri non vina. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima del partire un bacio ti voglio dare. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima del partire un bacio ti voglio dare. Se richieda uno di quel dell'amorosa, se altri me la sposa, ma mi farò il soldato. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dare. Ciao, 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 moretina bella ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dare. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.